Va ora in onda Centro Ronchi. Buongiorno Francesco, a te la linea. Grazie. Un abbraccione alla nostra regista. Ehi tu, non trovi più il segnale di Radio Libertà sulla tua radio DAB? Non disperarti, risintonizza. Sì, ma come? È facile, tasto menu, poi scegli il tasto corrispondente alla ricerca automatica dei canali, attendi qualche minuto e tutte le stazioni DAB della tua zona saranno disponibili. Sempre più liberi, con La Tua Radio è il nuovo sito che mette in prima pagina opinioni, firme, notizie, uno sguardo nuovo e originale sui fatti che ci circondano. Il nuovo quotidiano online, semplicemente radiolibertà.net. A te la linea Francesco. Grazie, scusate, sono gli inconvenienti della telefonia. Dicevo, ormai un abbraccio alla nostra regista, alla voce giovanile, a voi 14 radioascoltatori, gatti compresi, che avete la pazienza di ascoltare questa trasmissione. Un abbraccione grande alla nostra Tina, un abbraccio a Matteo. Ormai sono 2 anni, quasi 2 anni, che stiamo menandola con questa democrazia, con la storia, con una visione, un excursus riguardante un argomento che all'epoca, 2 anni fa, nessuno trattava. Adesso è diventato di moda. E diventerà di moda un altro, e cioè la connessione fra i provvedimenti che vennero presi agli inizi del Novecento, anzi alla fine dell'Ottocento, riguardanti la questione sociale, e oggi la questione sociale come si presenta in particolare in forza dell'enciclica Magnifica Humanitas emanata dal Papa regnante Leone XIV. In fondo il concetto moderno di democrazia nasce alla fine dell'Ottocento nel mondo cattolico italiano. Gli italiani erano al 98% cattolici, e lì si sviluppa e trova le sue deviazioni. Siamo andati a vedere, con un percorso un po' così amichevole e anche un po' inusuale, le radici della democrazia. E che cosa abbiamo cercato noi? Abbiamo cercato nella storia, dall'antica Grecia, ma anche fuori dalla civiltà europea, abbiamo cercato quegli eventi, quei momenti in cui ci fosse un popolo che esprimeva un suo potere, suo, non di altri. Li abbiamo visti sotto varie sfaccettature. Abbiamo anche visto che ci sono stati parecchi casi, in cui ad esempio una dittatura non era espressione del potere e della volontà del popolo. Questo è stravolgente per come la si presenta oggi, ma è reale, è un dato di fatto. La stessa Repubblica Romana aveva, nei momenti di pericolo, nominava dittatori, i consoli per un determinato periodo, i quali avevano pieni poteri, ma cessato il loro mandato tornavano nei ranghi. L'abbiamo visto nella cosiddetta battaglia di Legnano, un piccolo evento militare in sé, questo profilo del bellico, ma di grandissimo significato per tutta l'Europa. I comuni italiani che si contrappongono all'impero, al grande imperatore Federico I di Hohenstaufen, detto il Barbarossa. Questa battaglia che viene ascritta al mitico Alberto da Giussano, probabilmente un comandante
fosse un comandante della brigata da Folgore di oggi, che si è distinto in quella battaglia, ma in realtà il vero capo era Guido Landriano, un paese oggi in provincia di Pavia, a confini con Milano, zona sud-orientale, Lambro, dove il Lambro meridionale. E Guido Landriano, che è poi presente anche agli accordi di Piacenza e alla successiva pace di Costanza, evento internazionale di valore assoluto. Bene, questo Guido Landriano, che è anche un ottimo generale, guida le truppe della Lega in battaglia, partecipa alle trattative e poi va a fare il console a Ferrara, poi a Asti, rientra tranquillamente nei ranghi. I comuni, in questo caso, i popoli, hanno dimostrato un loro potere, hanno eletto una persona competente, adeguata per affrontare il momento storico, per trattare addirittura col grande imperatore, e poi vanno avanti con la loro vita, la loro strada. Ecco, sono esempi di democrazia, tant'è vero che la stessa battaglia di Legnano simbolicamente è richiamata ancora oggi, è richiamata nelle parole dell'inno nazionale italiano. Bene, quindi la democrazia, il popolo, per esserci una democrazia ci vuole un popolo, e occorre che a quel popolo, poco o tanto, ma in modo sufficiente, faccia capo un potere che gli è proprio, e questo più o meno, sia pure con alti e bassi, molti bassi e pochi alti, però si verifica ad esempio nello sviluppo dei comuni. Finché in Italia, prima della calata dell'imperatore nel 500, prima della chiamata da parte dei comuni stessi dell'imperatore in Italia, i comuni hanno sviluppato una civiltà pazzesca, unica al mondo, e esempio ne sono i monumenti di tutte che sono fioriti in tutte le nostre città. L'Italia è il giardino della bellezza mondiale, ma proprio anche per questo aspetto, per questa organizzazione, per questa tipologia, e nel momento in cui crolla il fragile equilibrio di questi sistemi, molto spezzettato e non adeguatamente tenuto assieme, con la morte poi alla fine del 400 di Lorenzo il Magnifico, quando crolla la civiltà italiana non si vede più, scompare, compaiono gli altri, sono gli altri che prendono il pallino culturale e politico della situazione, si risveglia il tutto agli inizi dell'Ottocento, e abbiamo visto un Ottocento che ha degli episodi di grandissima rilevanza, quali per esempio la caduta, l'elemento cardine, la caduta del potere temporale del Papa. Il Papa non è più un re, non ha più il potere non ha più il potere di esercitare su dei popoli, delle sue terre, delle terre che domina, anche il dominio politico. Dominio assoluto, tra l'altro, perché è esercitato in nome della divinità e ritenuto essenziale per essere anche il capo della cristianità. Abbiamo visto che morto Papa Pio IX e succedutogli Leone XIII, Leone XIII si accorge che la Chiesa è rimasta chiusa alla modernità, completamente chiusa, che c'è una questione sociale. La questione sociale, sì, è questione sociale, ma è anche questione politica. Cioè, c'è un popolo che ha le sue esigenze e che ha un suo
modo di vivere che da un lato va rispettato e contemporaneamente le sue esigenze vanno in qualche modo colmate. Abbiamo visto che all'epoca tutti gli stati esistenti, dal Regno d'Italia all'Impero Austro-Ungarico, cioè, erano tutti monarchie o granducati. L'unica repubblica era la Svizzera, la Confederazione Elvetica. Ora, qual è l'elemento che manca nella grandissima e rivoluzionaria enciclica Rerum Novarum di Leone XIII? L'elemento che manca è la struttura. Manca una struttura adeguata, già per quei tempi, per fare in modo che il potere che naturalmente spetterebbe al popolo, una struttura che consenta al popolo di soddisfare le sue esigenze, di poter esercitare quel potere. Manca, e in fondo la Rerum Novarum è proprio molto carente sotto questo aspetto. Riconosce l'esistenza di due classi, e anche questo è discutibile, la massa dei lavoratori da un lato, i padroni dall'altro, e dice sostanzialmente: fate i bravi, cercate di andare d'accordo. Cioè la mette sul piano etico. Non è una soluzione e non lo è stata. In realtà il problema sta proprio lì. Le strutture, l'impostazione dello Stato. Come impostare una res publica, non si poteva neanche dire allora, c'era il Regno d'Italia, una cosa pubblica che potesse fare in modo che il popolo potesse esercitare il suo potere. Non bastavano le costituzioni ottriate, cioè ottenute dal re, il quale in teoria poteva revocare dalla sera alla mattina, serviva qualcos'altro. L'esempio c'era, non è che non ci fosse. Il nostro grande Cattaneo, famiglia bergamasca degli orefici di Zogno, emigrati a Milano, tra l'altro miei parenti, il grande Cattaneo, Carlo Cattaneo, aveva spiegato come si sarebbe dovuto fare, ma era avveniristico per l'epoca, l'aveva già spiegato nella prima metà dell'Ottocento, ma era avveniristico per l'epoca e aveva tratto esempio proprio dalla Confederazione Elvetica. Si poteva fare, non è che non si potesse fare, ma essendo, e questo è un aspetto poco sottolineato, essendo maturata nel mondo cattolico la questione sociale, tra la fine dell'Ottocento e i primi del secolo scorso, del Novecento, essendo maturata nel mondo cattolico ed essendo la Svizzera sostanzialmente calvinista, e voi ricorderete che qualcuno di voi con gli anni come me ricorderà che fino alla metà del secolo scorso, poco prima degli anni 60, si faceva peccato anche solo a passare vicino a un tempio evangelico dei protestanti. Ora, andare a prendere esempio da uno Stato che sostanzialmente era, in cui predominante era la confessione evangelica, protestante, calvinista addirittura, non è stato nemmeno preso in considerazione. Non è stato nemmeno preso in considerazione, tanto che anche per tradizione familiare, quando mio nonno discuteva e accennava alla cosa, era subito un po' tacciato di modernismo. Perché? Perché quello era visto come qualcosa di eretico. Quindi non si è preso in considerazione quel sistema autonomistico e federalistico che è tipico dal 200, tipico della Confederazione Elvetica, perché
sostanzialmente adesso, detto in modo volgare e certamente approssimativo, si faceva peccato. Niente, non si doveva. Ed ecco anche quell'aspetto del volemos bene fra classi che in realtà sarebbe stato meglio analizzare con una maggiore cura, per risolvere un problema che eticamente, soltanto con un mettersi d'accordo molto, molto buonista, non poteva essere risolto. Quindi prevalgono alla fine le ideologie da una parte e dall'altra. Abbiamo detto che la prima guerra mondiale, fra le varie cause, tantissime, per carità, dall'assassinio di Sarajevo fino alla debolezza anche per tendenze gay dell'impero tedesco, quella fra le varie cause, forse nascostamente, quella più importante, era data dal fatto che le case regnanti, visto il crescere dei popoli attraverso quel nazionalismo che si era sviluppato durante l'Ottocento e che non aveva cessato la sua crescita, ma nazionalismo che era in fondo la copertura dell'avanzata del peso dei popoli rispetto al potere dei sovrani, abbiamo visto che probabilmente le case regnanti non hanno trovato di meglio che calmare gli animi mediante un bellissimo, fra virgolette, bagno di sangue, cosa che fecero, perché la prima guerra mondiale fu un bagno di sangue terrificante, bagno di sangue inutile. Aveva ragione Benedetto XV nel dire che era un'inutile strage, e fu anzi la prima guerra civile europea e fu l'inizio del declino dell'Europa. Ora, declino politico dell'Europa. Il bagno di sangue sostanzialmente non servì. Non servì perché alla fine della prima guerra mondiale riemersero ancora più rafforzate, specie dopo la iniqua pace di Versailles che riservò un trattamento spaventoso alla Germania e ai popoli tedeschi sconfitti, oltre a aver dato niente sostanzialmente alla pur vittoriosa Italia. Alla fine della prima guerra mondiale uscirono ancora più rafforzate le istanze ideologiche. Da un lato i padroni, più forti di prima, rafforzati anche dalle forniture militari. Ricordiamoci i ruoli in quelle epoche dei vari agnelli, lì cominciò il potere degli agnelli, forniture militari, dei veicoli e il potere di coloro che erano usciti ricchissimi, straricchi dalle forniture di guerra e dalle forniture alimentari, tessili agli eserciti. Ora, su cui avevano rubato tutto il piano, tutti, è ben chiaro, si erano nutriti abbondantemente tutti. Ora, escono quindi rafforzate in realtà i due corni dell'ideologia. Da un lato i padroni, dall'altro le masse le quali sono incentivate anche da quell'evento importantissimo, fondamentale, che è mitizzato, che passa sotto il nome di rivoluzione bolscevica, rivoluzione russa del 1917. In realtà di rivoluzione di popolo non si trattò, nemmeno in Russia. E se c'è una cosa che il popolo russo non perdona accetta tutto, subisce tutto, ma se c'è una cosa che non perdona ai suoi capi è la sconfitta militare. Questa è nella storia di sempre della Russia e lo vedremo, se potremmo vederlo nel prossimo futuro. Non glielo perdona. Lo zar uscì sconfitto,
sconfitto dalla prima guerra mondiale perché dovette ritirarsi, e lo fecero fuori. In realtà fu non una rivoluzione di popolo, ma un colpo di Stato, un vero e proprio colpo di Stato dei bolscevichi, dei socialisti bolscevichi, i quali prevalsero con la violenza contro anche tutti gli altri appartenenti alla stessa filone ideologico che in qualche modo la pensavano diversamente. I bolscevichi di Lenin prevalsero, presero il potere e si installarono al Cremlino al posto dello zar Nicola II, che fu trucidato insieme alla sua famiglia. Ora, questo diede ancora maggior spinta ai socialisti italiani, i quali però a questo punto si divisero in due, sempre socialisti, sia ben chiaro, ideologizzati. Da un lato i socialisti che avevano combattuto durante la prima guerra mondiale, che molti dei quali erano morti da eroi in guerra e che rivendicavano a questo punto un loro potere di popolo che aveva sparso il suo sangue per la patria. Poi per conquistare che cosa non si era capito bene con la pace di Versailles, però loro l'avevano veramente versato per la patria e volevano averne una corrispondenza, avere dei risultati tangibili. Siamo morti per la patria, di quella patria qui vogliamo contare, in quella patria qui vogliamo contare, vogliamo avere un nostro potere. E questa dà luogo poi è il filone socialista che ebbe a capo Benito Mussolini. Dall'altro lato i socialisti duri e puri, quelli dell'Internazionale, quelli che proseguivano nel solco dell'ideologia socialista, cioè la proprietà è un furto, tu padrone non sei padrone di un bel niente, mi hai rubato quello che spetta a me, adesso io vengo a riprendermelo. E questo è ciò che consegue, ed viene poco divulgato, alla prima guerra mondiale. Prima guerra mondiale seguirono scioperi violentissimi, battaglie civili violentissime, proprio fra socialisti e alla fin fine gli altri socialisti vennero fuori, quelli che avevano combattuto, i quali del socialismo massimalista, per i padroni che rubano, gliene fregava fino a un certo punto, cioè volevano avere un loro ruolo preciso, forte, di popolo nell'ambito della nazione. Quindi lo scontro che si verificò prima ancora della costituzione del partito fascista, quindi a Milano fu costituito, prima ancora furono queste due anime del socialismo a scontrarsi. Gli uni, e a divaricarsi sempre di più ovviamente, gli uni in nome del massimalismo marxiano e marxista e poi marxista, gli altri in nome di quello che si erano conquistati con la guerra e che un socialismo quindi visto come in qualche modo potere che doveva spettare al popolo, col quale quantomeno il sovrano, per il quale avevano combattuto fedelmente, doveva confrontarsi. Queste le due anime che si combattono. Distruzioni incredibili, le fabbriche distrutte, gli scioperi continui da un lato, e dall'altro cominciano a organizzarsi i gruppi socialisti, i socialisti patriottici, questo socialismo patriottico che fa capo al socialista Mussolini,
i quali cominciano a organizzarsi e a organizzarsi con la violenza. Violenza da un lato, violenza dall'altro. Non è giustificabile né da un lato né dall'altro, ma non è neanche giustificabile che non si dica che era un periodo di violenza. Violenza da parte dei socialisti massimalisti, violenza da parte di questi qua. Era uno scontro quasi ineludibile sotto questo aspetto. Ovvio, peraltro, che il padrone, sotto il profilo della convenienza, stesse dalla parte di chi combatteva coloro che distruggevano le fabbriche piuttosto che il rovescio. Ovvio. C'è mica tanto a capirlo. Ora, la situazione fu abbastanza quasi delineata. Non è vero che il fascismo si impose quando si costituì la donata di Piazza San Sepolcro, dove si posero le basi del partito fascista. Non è vero che si impose per un concetto insito di violenza da una parte e dall'altra. La violenza era già insita nel concetto stesso di socialismo. Cioè, da una parte c'era chi era convinto che i padroni fossero dei ladri che gli avevano rubato tutto, e in parte avevano anche ragione, anche perché venivano trattati da schiavi, non bastavano gli stipendi non bastavano per mantenere le famiglie, quindi che la ribellione fosse nell'aria non c'era neanche da dubitarne, e aveva anche le sue giustificazioni. Dall'altro c'era chi avendo fatto la guerra, avendo versato il sangue per la patria, di quella patria voleva, con le buone o con le cattive, avere il controllo, o perlomeno partecipare al controllo. Questo è lo scontro pre-costituzione del partito fascista. E da un lato i padroni nella zona dell'Emilia Romagna, gli agrari, padroni terrieri, ma nella zona lombarda gli industriali. Stavano dalla parte, ovviamente, di chi non gli distruggeva le fabbriche, e il popolo, tutto sommato, che voleva mangiare, che comunque sia lavorava nei campi come lavorava nelle fabbriche, da parte di chi distruggeva i raccolti piuttosto che distruggeva le fabbriche non ci stava, perché poco o tanto è in quel modo, anche per la miopia ideologica dei massimalisti socialisti e poi comunisti, a partire dal 21 con la scissione di Livorno, a quel punto era la miopia ideologica di questi ha provocato quasi, ha agevolato la crescita di un partito comunque socialista, il fascismo. E bene o male, con le sue idee, poco o tanto, ma massimaliste, poco o tanto con un'idea di popolo che comunque doveva avere una sua forza rispetto a poteri contrapposti. La visione democratica del fascismo non c'è, non esiste, l'abbiamo vista. La visione democratica non ce l'ha dall'altra parte i socialisti, poi diventati comunisti, ed ecco che si apre l'epoca, dopo la pace di Versailles, al momento della costituzione del partito fascista, si apre l'epoca del fascismo, il ventennio fascista. Altra storia da leggere in funzione di quel cammino verso la democrazia che forse, anzi quasi certamente, non è ancora compiuto, tutt'altro. Io vi saluto, vi abbraccio tutti, un abbraccione a Tino, un abbraccione a Matteo, alla regista, dalla freschissima voce giovanile, Natalia,
e a voi tutti radioascoltatori, gatti compresi. Ci sentiamo, a Dio piacendo, sabato prossimo alle 10. Avete ascoltato Centro Roma.